Buongiorno a tutti, cari nel Signore, un saluto agli ospiti in sala, agli amici che ci ascoltano via web e volevo darvi il benvenuto proprio con alcuni versetti dai Salmi 8 e 9. Cominciamo col Salmo numero 8, il versetto 1. O Signore, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. E ancora, Salmo 9, io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò le tue meraviglie, mi rallegrerò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, perché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Il Dio che adoriamo è un Dio grande, Lui è il solo che può fare misericordia, Lui è il solo che può salvare. Canta insieme a noi anche tu da casa questo canto per dare gloria al Signore, per dare gloria all'Altissimo. Tu sei il Dio che adoriamo. Cantiamolo insieme. Pagando il prezzo del riscatto che avremmo dovuto pagare noi, grazie perché ci hai riscattati, ci hai redenti, ci hai trasformati, Signore. Un giorno ci hai chiamati per nome, ci hai trovati e noi abbiamo accolto, Signore, il tuo richiamo, Signore. Ti abbiamo accettato nel nostro cuore. Ora, come figli tuoi, ti eleviamo la nostra lode, il nostro ringraziamento. Grati per un cuore trasformato dalla tua grazia. Così benedici questo tempo di adorazione, benedici il nostro culto, Signore, benedici i nostri fratelli che sono assenti, benedici la tua Chiesa, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tutto il creato dà gloria a Dio. La sua bellezza parla della grandezza del nostro Creatore. Il Salmo 19, versetto 1 dice così: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento l'opera delle sue mani. Tu hai dipinto i cieli, dice questo canto, ed hai fatto il mare. Questo canto è una preghiera che vogliamo elevare con tutto il cuore al nostro Dio. Un giorno Lui ci ha cercati, un giorno ci ha trovati e questo canto proprio parla di questo, di quello che è avvenuto nel nostro cuore. È una preghiera veramente che vogliamo cantare con tutto il cuore al Signore. Tu hai dipinto i cieli, dice. Cantiamolo insieme anche questo canto. Ed hai fatto il mare.
Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te, il tuo amore e la tua fedeltà. A te, Signor, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. L'abbiamo detto attraverso il canto e ora vogliamo dirlo anche attraverso le nostre preghiere, anche se questo canto era già una preghiera, ma ognuno possa adorare il Signore attraverso le nostre preghiere, che Lui gradisce come un profumo. Prego. Signore, questa mattina vogliamo celebrare e benedire il tuo nome per la vita riconquistata nella tua grazia. Prendiamo coscienza, Signore, della morte e del peccato che ci separava da te, Signore. Prendiamo anche la consapevolezza del ripristino di una relazione con te. Per questa ragione veniamo davanti a te questa mattina, adorandoti e benedicendo il tuo nome. Grazie perché lo possiamo anche esprimere come popolo, come famiglia tua redenta, e ti affidiamo questo tempo, Signore. Ricevi la nostra lode, che sia un profumo a te gradito, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore, a te, una preghiera, amore tuo, che come una preghiera, Signore Gesù, a te ringrazio con tutto il mio cuore e con tutta l'anima mia. Gloria e gloria a te, o divino Gesù. Amen. Amen. Lode e gloria a te, Signore Dio Padre Onnipotente. Noi a te stamattina vogliamo donare la nostra lode a te che sei il principio e la fine, a te che sei l'alfa e l'omega. Lode e gloria a te, Signore, nel nome potente di Cristo. Amen. Amen. Signore, ti vogliamo ringraziare, Signore, che possiamo innalzare le nostre voci a te, Signore, per glorificarti, per innalzarti, Signore, perché tu sei degno, Signore, tu ci hai salvati, tu ci hai resi liberi, Signore, ci hai tolti dalla schiavitù, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare e lodare per questo, Signore, e voglia tu accogliere le nostre preghiere, Signore, la nostra lode, i nostri canti, Signore, come un profumo, Signore, come tu meriti, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare per il grande amore che tu hai per noi, Signore. Per questo noi ti diciamo in nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia, Signore. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, Signore, ma hai fatto anche il firmamento, hai fatto tutto, Signore. Hai creato ogni cosa buona, Signore. L'hai affidata all'uomo e alla donna, ma non abbiamo saputo custodire tutto questo, Signore. Ma tu, Signore, hai trovato il rimedio attraverso Gesù Cristo, Signore. Vuoi dare la salvezza ad ogni essere umano presente su questa terra. Il dono è lì pronto, Signore. Grazie per tutto questo. Grazie per questa giornata che possiamo, Signore, oggi trascorrere lodando e glorificando il tuo nome in eterno. Sì, Signore, sei la nostra rocca e la nostra fortezza, Signore. Grazie per questa comunità, Signore, che hai voluto fondare a Udine, Signore, da tanti anni. Grazie per come la sostieni, per come ci proteggi. Grazie per i nuovi fratelli, Signore, che stanno arrivando in questa nuova comunità. Signore, io voglio ringraziarti oggi, anche perché per me è un giorno speciale. Grazie per la benedizione, Signore, che mi hai dato 18 anni fa, quando è nato mio figliolino. Grazie, Signore, perché i figli vengono da te, Signore. Senza di te, ha detto Gesù, non possiamo fare nulla, Signore. È vero, Signore. Noi non vogliamo vantarci delle nostre opere, ma vogliamo vantarci in Cristo Gesù, nostro Signore e nostro Re. Alleluia. Amen. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Padre. Gloria a te, Dio potente. Con la nostra preghiera, Signore, ti vogliamo dire che tu sei immenso e
ti vogliamo lodare per la tua immensità, per la tua grandezza, per i tuoi doni. Grazie Signore per il dono della salvezza che hai fatto tramite Gesù Cristo. Grazie Signore perché noi non eravamo degni, ma tu hai reso degno il tuo popolo. Popolo di Israele prima e tutti gli altri. Ti lodiamo Signore, ti lodiamo per la tua potenza, per la tua grandezza, per la tua forza incommensurabile, anche quando non la vediamo Signore. Lode a te, oh Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Benedetto il tuo nome, Signore. Tutto il creato dà gloria a te. Ogni cosa, Signore, dà gloria a te. E noi questa mattina diamo tutta la gloria a te perché ti spetta, Signore. Tu ne sei degno. Tu sei il nostro Signore, sei il nostro Salvatore, sei il nostro Redentore. Grazie per la tua fedeltà, grazie per chi tu sei, Signore. E grazie per ciò che fai, per ciò che hai fatto e anche per ciò che non farai, Signore, perché tu vuoi il meglio per il tuo popolo. Tu ami il tuo popolo, tu ci ami di un amore immenso, Signore, lo hai dimostrato su quella croce, Signore, e lo continui a dimostrare ogni giorno nella nostra vita, prendendoti cura di noi, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen. Amen. Isaia 52:10. Il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Il nostro Dio è un Dio che parla. Ha parlato in passato attraverso i profeti, si è rivelato oggi a noi attraverso il suo Figlio Gesù. Ebrei, capitolo 1, i primi 3 versetti. Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte, in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo. Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Che privilegio conoscere questo grande Dio, il Signore Gesù, colui che è entrato nella gloria dei cieli, colui che prima di entrare aveva già la sua gloria ma l'ha lasciata, è venuto in mezzo a noi, si è fatto uomo, ha cancellato la nostra colpa, ha pagato i nostri peccati, ci ha purificati, ci ha resi figli suoi, e voglio ringraziarlo di cuore per quel giorno che 62 anni fa mi ha dato la vita, ma negli anni 80 mi ricordo quel giorno che l'ho conosciuto, è stato un giorno felice, è stato un giorno beato, anche se il Signore non mi ha abbandonato, anche se io l'avevo lasciato per un periodo, ma Lui non mi aveva mai abbandonato, e posso dire veramente, come dice questo canto, oh che beato quel giorno. Ma non solo quel giorno, perché il Signore ci aiuta, il Signore ci accompagna anche quando noi non siamo fedeli, e questo l'ho visto nella mia vita, l'ho sperimentato, e il Signore è beato anche il giorno in cui passiamo per delle cose che non ci piacciono, ma il Signore vuole modellarci, vuole trasformarci, vuole che assomigliamo sempre più al nostro modello, che è il Signore Gesù Cristo, e un giorno saremo con Lui per avere questa beatitudine completa, che adesso ancora qui non è completa, ma Lui ci ha promesso di darci la vita eterna. Lui ha detto: io vado a prepararvi un luogo, quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me. E con questa promessa, che è una certezza, noi
diciamo grazie Signore, oh che beato proprio quel giorno. E se tu a casa ancora non hai conosciuto il Signore, cercalo nel tuo cuore, ascoltalo. Dio ha parlato, come abbiamo letto, ha parlato in molte maniere e in molti modi, ma ultimamente, negli ultimi giorni, ha parlato attraverso la sua parola e soprattutto attraverso il Signore Gesù. Ciò che Lui ha detto è scritto e ce l'ha lasciato qui. Questa è la sua parola, questa è la verità. In nessun altro è la verità, solo in Gesù. E se lo cerchi con tutto il tuo cuore, lo puoi trovare anche tu ed essere beato e in quel giorno glorificarlo nei cieli per vivere per l'eternità. Cantiamolo insieme, cantalo anche tu da casa con noi. Possiamo fare in piedi? La morte passerà e salvezza ti darà quando Gesù accetti nel tuo cuore. Bene, dopo questo meraviglioso canto vogliamo dare la parola al nostro fratello Vito. Che il Signore ti guidi e ti benedica per dirci quello che il Signore in questo oggi ti ha messo nel cuore. Grazie Vito. Lascio tu. Sì, Signore, parlaci. Signore, noi ti preghiamo per lo Santo Spirito di parlarci e di farci capire e di fare capire a ognuno di noi, a me per primo che porto questo messaggio, qual è la potenza della preghiera e qual è il limite dell'uomo davanti alla preghiera. Che cosa possiamo fare, Signore, per migliorare il nostro comportamento verso di te, il nostro comportamento nella preghiera verso di te, non nelle azioni, ma nel momento del culto e nel momento della nostra riflessione personale. Signore, insegnaci attraverso la tua parola qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti tuoi quando ci avviciniamo a te in preghiera. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dunque, sì, la preghiera è il senso del nostro incontro in questa giornata. E io vorrei cominciare a riflettere con voi sul tema della preghiera con un passaggio di Apocalisse, con un passaggio che viene dal capitolo 3 e dal versetto 20. Sentiamo questa parola e comprenderemo alcune cose. Ecco, io sto sulla porta e busso, e qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Dubito che un altro passo sia più significativo di questo per indicare la preghiera. Scrive un teologo che si chiama Alesby. Pregare quindi significa lasciare che Gesù entri. Non è la nostra preghiera a spingere. Lui bussa e i suoi colpi sono da noi sentiti. Fa eco a questo passaggio un altro di Isaia, e siamo nel Vecchio Patto al capitolo 65.
al versetto, dobbiamo solo aprire i polmoni. Esaminiamo le parole ad una e troviamo che il Signore ci sta dicendo che è sulla porta e che bussa. Sulla porta, ma è all'esterno e bussa per entrare. E se implica una condizione. Se tu non apri quella porta, lui non entrerà. Io entrerò se mi aprono e cenerò con lui ed egli con me. La reciprocità di questo atto intimo, come abbiamo più volte detto, nella civiltà ebraica, questo cenare insieme non è un far festa, è un'intimità particolare. E allora io prima sono arrivato alle 9:30 questa mattina con le ragazze che provavano la musica. Dopo sono riuscito a essere poco puntuale lo stesso alla partenza, tra parentesi. Però questa mattina, mentre ero in macchina a rileggere questi appunti che scrivevo, pensavo a questa porta. E questa porta è chiusa. Ora il Signore bussa, ma pensate un po', lui entra anche se io faccio così. Allora, se il nostro fratello caro Gianni è di là, avrà bisogno di più spazio per entrare. Scusatemi questa illustrazione, ma credo che sia interessante. E invece pensavo a Gioia che cantava prima mentre io rileggevo questi appunti. Gioia ha bisogno di uno spazio così per entrare. Il Signore ha bisogno di uno spazio infinitamente più piccolo per entrare. Però io, quando apro la porta al Signore, quanto voglio aprirgli? Così? Così? Lui passa lo stesso. E mi veniva in mente questa illustrazione per dirvi che il nostro atteggiamento nei confronti del Signore deve essere un atteggiamento di apertura totale. Perché Lui entra indipendentemente dal potere di chi prega, ma Lui vuole la nostra disponibilità. E voglio dirvi anche che a Lui è più chiaro che a noi stessi lo scopo per cui preghiamo. E voglio farvi osservare anche questa cosa con l'illustrazione che ho fatto. Aprire la porta non è un'azione di forza, ma di volontà. La porta si apre con una certa facilità, non occorre spingere, non occorre tirare, ma è un'azione di volontà. Siamo disposti a fare conoscere a Gesù la nostra vita? Stiamo attenti a quello che è successo nella storia del popolo di Israele. Israele peccò nel deserto, come sappiamo, e Dio mandò dei serpenti. Israele gridò, Dio non tolse le serpi, disse di guardare alla serpe di rame che era stata costruita da Mosè. E chi avrebbe voluto guardare verso quella serpe di rame sarebbe stato salvato dal suo male, dal veleno che i serpenti del deserto causavano. Insomma, il Signore non ha tolto i serpenti, ha dato soltanto la soluzione. Guardare a quella serpe di rame era chiaramente un'immagine che aveva un contenuto cristologico. Noi dobbiamo guardare a Cristo. Il problema è questo, che dobbiamo imparare a alzare gli occhi, perché se guardi a terra vedi solo i serpenti, se guardi verso l'alto vedi Cristo. E questo fa venire in mente un'altra realtà, che il nostro corpo ha bisogno di aria, di respiro,
e qualche volta ci troviamo in certi ambiti in cui la natura veramente fa esplodere tutto il suo respiro, luoghi di mare o di montagna, e noi ci accorgiamo che possiamo respirare a pieni polmoni. La nostra azione è completamente passiva, è il respiro che è l'aria che entra in noi, il nostro respiro è quasi automatico. Pregare in un certo senso implica persino una passività, cioè l'accettare che il Signore ci riempia di aria con il suo sole di giustizia per questo virus che è ben peggiore di quello di questi giorni, che è il peccato. Gesù, attraverso lo Spirito Santo, si occupa di te. Un cristiano è colui che ha un posto alla luce del sole. Il Vangelo di Marco ci racconta con un episodio il senso anche della passività della fede in Dio. Alcuni amici hanno avuto un'intuizione: rompere il tetto di una casa e portare dall'alto verso il basso il malato. E il malato è stato appoggiato ai piedi di Gesù, perché c'era molta folla e non sarebbero riusciti con questo lettuccio a passare in mezzo alla gente. Ora il malato ha avuto un comportamento completamente passivo in un certo senso. È rimasto fermo. Gesù ha fatto tutto. Però quello che ha fatto Gesù, ve lo ricordate, è estremamente interessante. Prima di dirgli alzati e cammina a quel lettuccio, che sarebbe stato, come noi sappiamo, loro non lo sapevano, ma noi lo sappiamo, estremamente facile, quel malato è stato guarito dai suoi peccati. I tuoi peccati ti sono rimessi. Ora c'è una certa lettura di alcuni studiosi che dicono che c'è questa preghiera intima dell'uomo. L'uomo si è reso conto dei suoi peccati e Gesù, che legge nell'animo, gli ha detto: i tuoi peccati ti sono rimessi. Ma anche se non fosse andata così, Gesù ha rimesso i suoi peccati, perché la prima guarigione è quella dell'anima. E quindi la preghiera ti porta ad essere innanzitutto colui che ha bisogno e che chiede al Signore la guarigione. Ma questa guarigione è in un certo senso, come dicevo, passiva, perché fa tutto Lui, fa tutto il Signore, una volta che hai aperto la porta. Insomma, prima la guarigione morale, vedete in questo caso, e poi la guarigione materiale. Nella preghiera c'è anche un rischio. Il rischio è quello dell'automatismo. E io me ne sono reso conto bene, soprattutto nell'ora di pranzo. Signore, ti preghiamo di benedire questo cibo, grazie perché ce lo dai. L'abbiamo fatto? Ci è scappato di essere automatici? A me sì, a voi non so. E quindi questa preghiera, che ha una valenza quasi burocratica, potrebbe essere addirittura fraintesa da coloro ai quali noi vogliamo fare questa preghiera per testimonianza. Un ospite viene a casa tua, è opportuno che tu preghi, anche perché lui sente che tu hai un altro linguaggio, il tuo mondo è un altro. Io chiamo un ospite a casa mia e questa è una buona occasione per predicare. È una predicazione che dura pochi secondi, però devo stare attento a non renderla burocratica, standardizzata da ufficio, diciamo, e questo è un rischio che corriamo tutti, e quindi dobbiamo essere attenti in questo senso. Attenti quindi alla ripetitività. La ripetitività che può essere anche nostra, intima,
perché anche noi possiamo intimamente essere ripetitivi davanti al Signore. Altro aspetto della preghiera, la debolezza. E la debolezza è forse la miglior premessa alla preghiera, quando il cuore è fragile. Abbiamo il cuore fragile per qualcosa che ci è accaduto o che ci sta accadendo? O siamo tutti forti come leoni sempre? Quando sento che tutto è impossibile, è impossibile, questa cosa qui, da sta storia qua, io non ne vado fuori. Quando tutto va male. La preghiera è una premessa alla mia incapacità, al mio limite di fronte alle cose, quelle che riguardano me e quelle che riguardano anche gli altri che comunque fanno parte del mio ambiente. E poi, grazie al Signore, molte volte la preghiera è anche espressione di tutte le cose che vanno bene, perché qualche volta le cose vanno anche bene, molte volte le cose vanno bene. Se io devo essere onesto nei confronti del Signore, devo dire: Signore, la maggioranza delle volte, il 99% della mia vita è andato bene. E quindi io mi ricordo quando mi sono convertito, che io non mi sono convertito perché ho provato un dolore, perché ho provato una rabbia, ma io mi sono convertito a Dio perché mi dico: ma cosa vuole questo Dio da me? Che io corra su come un cretino con la BMW per le strade di Udine? O vuole qualcos'altro? Quindi qualche volta si può aprire le porte anche quando le cose vanno bene, non soltanto quando le cose vanno male. E in questo caso la preghiera deve essere espressione soprattutto di un ringraziamento. Ora, Lui ci ama anche quando non ringraziamo. La madre, pensavo a una delle immagini più classiche della vita umana, la madre che allatta il figlio non dice grazie. Ma molte volte i nostri figli non dicono grazie alla mamma neanche per le 365 volte all'anno che fa da mangiare, da bere, da dormire, da pulisce le cose, eccetera. E si dimenticano. Qualche volta lo fanno, però rispetto alle 700 volte in cui una madre fa qualcosa per un figlio, il figlio risponde ringraziando una volta, se non si dimentica. Allora, cosa succede? Che la madre non ama più quel figlio perché si è dimenticato? Non è vero, continua a amarlo. E il Signore è così, continua a amarci, anche quando noi ci dimentichiamo di ringraziarlo. Però il ringraziamento è giusto e deve rientrare sempre nella logica di un non meccanismo burocratico. Grazie Signore, grazie Signore. Altrimenti sto pensando veramente a che gli sto dicendo grazie o mi è scattato il meccanismo. E quindi è anche complicato dire sempre grazie agli altri, perché ci rendiamo conto che anche quello può essere pesante, no? Però di fronte al Signore il ringraziamento è espresso, facciamo soltanto un esempio perché potremmo fare moltissimi. Seconda Tessalonicesi 1,3. Noi dobbiamo sempre, eccolo che compare, ringraziare per voi fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente. Noi dobbiamo sempre ringraziare voi fratelli perché quando veniamo da voi ci fate un pranzo stupendo. Noi dobbiamo sempre ringraziare voi fratelli perché ci avete dato un passaggio in macchina. Ma no, noi dobbiamo ringraziare il Signore perché la vostra fede cresce. Pensate un po', l'Apostolo sta insegnandoci che noi possiamo ringraziare il Signore perché la nostra fede, di noi che siamo qui dentro, cresce.
ho paura che nessuno di noi che è qui dentro sia perfetto. Però io sono sicuro che la fede è cresciuta in tutti noi che abbiamo accettato il dono della salvezza. Anche quando siamo imperfetti. E la nostra fede cresce nella misura in cui noi cerchiamo di pregare per coloro che non hanno ancora questa certezza e questa consapevolezza che noi abbiamo fatto. E allora anche questo, pregare, è un atto di fede. Insomma, la preghiera riveste molti aspetti. È perdono, è riconciliazione. Basti pensare che Gesù in croce prega per i suoi nemici. E ripeto, è sempre ringraziamento. La preghiera qualche volta non ha una risposta immediata. E allora noi potremmo dire: Signore, perché non mi rispondi? Ti ho pur pregato. Ieri, l'altro ieri, mese scorso, l'anno scorso, perché non mi rispondi? A questo punto il suggerimento potrebbe essere: aspetta. Lui ascolta e lui vede. Noi manchiamo spesso di prospettiva e non sappiamo come vanno a finire le cose. Vi vorrei mostrare due immagini, soprattutto la prima, grazie se la mandate, in cui noi vediamo. Che cosa vediamo? La panna sopra un gelato? Cos'è? Un'immagine pubblicitaria? È escluso coloro che l'hanno vista prima. Io prego a ciascuno, sì, non proprio tutti, se no andiamo via domani mattina, ma alcuni di voi, dire che cos'è questo. Vedete che c'è un quadratino blu, azzurro? Chi interroghiamo? Christian? Dopo vi dico perché interroghiamo Christian. È una nuvola? È un vapore acqueo. Vediamo qualcuno più romantico? Cosa dice Imma? Il cielo con le nuvole. Va bene, Salvatore ed io siamo già che ridiamo perché sappiamo la risposta. Ma arriviamo subito alla soluzione. C'è qualche altra risposta? Popcorn, interessante questo. Noi abbiamo nella nostra mente delle immagini e invece guardate un po' che cos'è questa immagine. Questa è una delle fotografie più belle, prego, la seconda immagine. Questa qui è una delle fotografie più belle, perché lo chiedevo a Christian, dell'ufficio stampa. Adesso bisogna guardare, prima c'è la sorpresa. La sorpresa è una sorpresa anche che ha una valenza storica, perché c'è una storia dietro. Sì. Vedete che la tecnologia ogni tanto ci fa aspettare, perché il Signore ti dice: aspetta, non ti do la soluzione subito. No, di più ancora, dobbiamo vedere tutto. Ah, è finito? È finito? Sì. Sì. Questa è una delle foto più belle dell'ufficio stampa delle Frecce Tricolori, di cui quest'anno si celebra, come Cristian sa. Ma vedete un po' che immagini abbiamo di fronte? Questi aerei che si muovono, questa immagine è stata presa da un aereo, uno degli aerei della pattuglia che ha scattato la fotografia, uno degli operatori degli aerei della pattuglia Ma se io vedo soltanto l'immagine precedente, io vedo un pezzettino di popcorn di cielo, il Signore ti dice: tu caro mio sei limitato,
vedi soltanto una piccola parte, ma io vedo tutta l'immagine. E tu ti puoi sbagliare vedendo una piccola parte, perché quando nella preghiera tu aspetti il risultato immediato, subito, domani mattina, tu stai vedendo una piccola parte, allora ti sbagli. Vedi la nuvola, beh, la nuvola un po' c'è, però non è solo, vedi il popcorn e invece qui ci sono gli aerei della pattuglia acrobatica e c'è un cielo che è esteso più di tutti i miei pensieri attorno e nell'ambito del quale questo piccolissimo oggetto che si chiama aereo sta svolgendo la sua missione. Dunque, ecco, grazie, la possiamo togliere, che non vorrei che qualcuno mi dicesse che sto facendo pubblicità al País. Meno male che il giornale è gratuito, quindi non si vende niente. E quindi la preghiera è saper aspettare qualche volta la risposta di Dio dà vita a una sorta di ribellione, perché basta, Signore, ti ho chiesto tante volte, non sia così. E mi viene in mente un brano, cioè non mi viene in mente, ho letto in uno studio che questo messaggio mi porta ad un brano che è Matteo 11,6, che è abbastanza sintomatico per quello che ci stiamo dicendo. Beato colui che non si sarà scandalizzato in me. Che ostacolo! Lo scandalo è un ostacolo. Che ostacolo, signori? Io prego e il Signore non mi risponde, ma com'è? Allora non funziona. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me, dice il Signore. Amen. Non impariamo mai abbastanza dai silenzi di Dio. Accettiamo la nostra debolezza. Se siamo consapevoli di essa, non avremo problemi. La nostra impotenza ci leghi a Dio. Gesù ha detto alla sorella di Lazzaro, vi ricordate Giovanni 11,40? Se credi, vedrai la gloria di Dio. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Un uomo che aveva bisogno che sua figlia fosse guarita, ha detto a Gesù una cosa che è abbastanza raro trovarsi in una civiltà così antica. Forse non lo è, ma è un pensiero che io ritengo molto moderno, molto contemporaneo questo. Lo troviamo in Marco 9,24. Un uomo disse a Gesù: vieni in aiuto alla mia incredulità. E io lo trovo molto contemporaneo questo pensiero, perché certamente nella storia della nostra vita e soprattutto ai tempi moderni noi ci siamo chiesti dov'è Dio, e lui ci dice vieni in aiuto alla nostra incredulità. Anche coloro che hanno vissuto, e noi non ci siamo in mezzo, la prima guerra mondiale, coloro che hanno vissuto la seconda guerra mondiale, la devastazione, le bombe, il dramma, cose che noi non possiamo pensare, le abbiamo soltanto lette più o meno di striscio sui libri di storia, sui giornali, sono cose che non ci riguardano. Dio, dove sei? Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. La fede e il dubbio qualche volta sono in combattimento. La preghiera quindi è un atto di fede, non di emozione, perché vedete, in assemblea siamo tutti felici e parliamo tutti allegramente e sappiamo esaltare Dio anche con molta qualità, perché siamo tutti coinvolti nello stesso progetto. Ma ritiriamoci anche nella nostra cameretta, che non vuol dire quella 3x6 dove vanno i ragazzi. La cameretta è la cameretta del tuo tempo, è la cameretta della tua sensibilità. Ritirati nella tua cameretta
e vedi di risolvere il dubbio e lascia sempre la porta aperta. Ho tanti dubbi, ho tanti problemi, Signore, dammi a Lui, dammi la forza di superare. Dì a Lui che entri dalla porta della preghiera da solo, tu e Lui. E quindi sulla porta che cosa aspettiamo a farlo entrare? Se l'abbiamo fatto entrare soltanto certe volte, che cosa aspettiamo a farlo entrare? Un giorno avremo una possibilità superiore di far entrare Gesù e di verificare tutta la sua potenza e la sua gloria. Per far questo io vorrei rimandarvi ad Apocalisse ancora una volta, il capitolo è il 19 e ci sono i primi 8 versetti che possiamo leggere insieme. Pensate, come dice quel canto che facciamo, che gran festa ci sarà, una grandissima festa di luce, di sincerità, saranno superati tutti i problemi, tutti i limiti che abbiamo. E allora i primi 9 versetti. Dopo queste cose udì nel cielo una gran voce di una folla immensa che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani, le 4 creature viventi, si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: Amen, alleluia. Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nome lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque, come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio Onnipotente ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Dunque, vedete la conclusione, o quasi, della parola di Dio nel libro dell'Apocalisse. Il male viene cancellato e c'è la preghiera di lode. Queste, dal punto di vista tecnico, teologico, queste si chiamano dossologie, no? Questi richiami a dare gloria a Dio e dire alleluia, perché la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Ci sarà un giorno in cui noi potremo partecipare a questa grande festa, ma in un certo senso noi già stiamo partecipando a questa grande festa, perché abbiamo chiesto a Dio il perdono dei peccati e quindi siamo già parte di questo regno che festeggia. Anche quando le cose non vanno bene, anche quando ci troviamo di fronte a delle limitazioni della nostra azione a causa delle nostre impossibilità, del nostro peccato, delle nostre malattie, anche fisiche, e non soltanto quelle interiori. Però noi siamo già parte di questo regno. E quindi qualche volta si pensa, anche tra parentesi, aperta parentesi, qualche volta si pensa all'Apocalisse, che cosa vuol dire questo, che cosa vuol dire questo, perché il cavallo rosso, perché il cavallo nero, e sono tutte risposte che sono difficilissime. Ma questa risposta è facile. Alleluia, gloria a Dio. La nostra preghiera è la risposta. L'Apocalisse, in sintesi, vuol dire la vittoria di Cristo
E quindi alleluia e gloria a Lui per questo. E la lettura dell'Apocalisse di alcuni passi, argomenti, non di tutti, in termini di preghiera e di lode a Dio, è evidente ed è un'applicazione immediata, affinché non si blocchi il nostro io di fronte ad altre cose che sono più difficilmente leggibili, ma alcune cose sono chiarissime. Cristo vince, alleluia, è Cristo che vince. La preghiera, quindi, non abbiamo certamente finito di parlare della preghiera con queste considerazioni, ma quali aspetti possiamo osservare nella potenza della preghiera e quale memoria dobbiamo avere nelle preghiere? Perché io parlo per me, non so se succede anche a voi. All'inizio dell'anno distribuiamo il calendario. Signore, io sono di una diligenza formidabile. Io prego perché chi riceve il calendario sia illuminato dal Signore. E poi sapete che cosa mi succede nel corso dell'anno? Mi dimentico completamente. Allora noi oggi possiamo pregare, oggi, domani mattina, possiamo pregare perché chi ha letto il calendario del 2021 quest'anno possa riflettere su queste cose? Ecco anche la continuità, no? Aperta la parentesi, subito chiusa. Se c'è qualcuno che ha bisogno, fratello Riccardo mi ha dato 2 copie, io ne ho dato una a una persona che me lo chiedeva, e se c'è, ok, ecco che abbiamo. Insomma, la preghiera, quale potenza ha? Ne verifichiamo ogni momento la sua forza e continuiamo a verificare ogni giorno la forza della preghiera, fino a quando ci sarà questa preghiera definitiva che ci porterà verso l'eternità. Preghiamo. Lode a te, o Signore, per la potenza della preghiera che tu ci hai spiegato, che tu ci hai fatto vedere nella tua santa divina parola. Lode a te, o Signore, per le risposte che hai dato a noi. E lode a te, Signore, anche per le risposte che non ci hai dato, per le risposte che tu ci darai, perché tu hai davanti a noi un quadro globale e noi abbiamo dinanzi ai nostri occhi una piccola parte. Signore, vogliamo rivolgerci a te in preghiera dicendo: Signore, benedici. Signore, benedici, ci accontentiamo della tua benedizione, come e quando vorrà essere tale. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie Vito per queste riflessioni sulla preghiera. La preghiera è soprattutto adorazione e dare gloria a Dio, come ci hai illustrato, ma la preghiera muove anche la mano di Dio. E ora ringraziamo i nostri ospiti e vogliamo salutarvi con un canto, Il tuo nome, e vi invitiamo a cantarlo insieme a noi da casa. Vi diamo appuntamento domenica, siete i benvenuti e cantiamo questo canto insieme. Il Signore vi benedica, il Signore ci benedica.